Amici della Wii Sport, ben ritrovati e buon lunedì. Apriamo la settimana con la partita volevole per la sesta giornata del campionato di promozione al Pietro Cangemi di Torregrotta. Per il girone C il Torregrotta ospita la formazione dell'Aci Sant'Antonio. I ragazzi di Mister Borelli nell'ultimo turno hanno perso per 2-1 contro il Ciclope Bronte e sono adesso al terzultimo posto in classifica. Avvio di campionato sicuramente complicato. Dall'altra parte invece tutt'altro animo per la formazione di Mister Benedetto Granata. La formazione dell'Aci Sant'Antonio nell'ultimo turno ha perso per 1-0 contro lo Sporting Taormina. Adesso però è al secondo posto in classifica e cerca l'aggancio alla vetta. Andiamo a vedere le formazioni grazie alle nostre grafiche. 4-4-2 a specchio per entrambi i mister. Il Torregrotta si affida in avanti ad Antonazzo e Sittineri, assente per infortunio il bomber Rosario Rasà. Dall'altra parte Battaglia e Merenda. Inizia il primo tempo con il tentativo da parte di Sofia al 7° minuto. Qui il pallone finisce clamorosamente sul palo a un passo dal gol del vantaggio. Rivediamo qui il tentativo del difensore a portiere Gulisano, praticamente battuto. Prima offensiva anche per l'Aci Sant'Antonio. Siamo al minuto 12, la sfera arriva dentro, il colpo di testa di Borzì, alto sopra la traversa, difesa da Ficarra, buoni ritmi in questa prima parte di gara. C'è un calcio di punizione al 21° per l'Aci Sant'Antonio. Il pallone finisce sull'esterno destro, palla dentro, anticipo della difesa del Torregrotta sul tentativo di tapin da parte di Battaglia. Ancora il Torregrotta a doversi difendere qui dalla conclusione di Borzì. Ficarra in presa bassa riesce a fare sua la sfera, continuano gli ospiti ad offendere, ma qui il tentativo di ripartenza del Torregrotta che riesce a distendersi sulla sinistra con Aloe che riceve il pallone, palla in avanti verso Sittineri, buona occasione, arriva però l'anticipo della difesa dell'Aci Sant'Antonio. Si resta di risultato di 0-0 quando è ancora una volta l'Aci Sant'Antonio a rendersi pericoloso. Pallone che viene messo dentro per Borzì che prova a girarsi, tutto fermo per fuori gioco. Questa è l'indicazione da parte di Saccate, la sezione di Messina. Poi calcio di punizione per l'Aci Sant'Antonio, pallone dentro, Battaglia di testa e il gol che porta avanti l'Aci Sant'Antonio. La rete del centravanti del numero 9 Battaglia. Il bomber della formazione dell'Aci Sant'Antonio è riuscito a sbloccare il match 0-1 quando siamo al minuto 34. Sul finale di primo tempo la formazione dell'Aci Sant'Antonio si è portata in vantaggio. Aloe prova a mettere il pallone dentro, Scialbo il suo tentativo. Quando siamo al 39° arriverà di lì a poco il duplice fischio da parte del signor Saccate, la sezione di Messina che manda le due squadre negli spogliatoi. Fino a questo momento la decide il numero 9 Battaglia per l'Aci Sant'Antonio. Deve fare qualcosa in più in avanti il Torregrotta se vuole rialzare la testa in questo match valevole per la sesta giornata. Si riparte però ed è subito gol per la formazione dell'Aci Sant'Antonio con questo tentativo dalla distanza da parte di Sinido. Al 4° minuto beffa Battaglia, abbiamo visto il suo tentativo dalla distanza. Il numero 11 raddoppia per la formazione dell'Aci Sant'Antonio. Primo cambio, esce Sittineri ed entra Merlino nella formazione di Mister Borelli che sgrida i suoi che non ci sono praticamente in campo. In questo momento c'è il tentativo da parte di Aloe, Scialbo il suo mancino che per poco però non vale il gol dell'1-2. Prova ad accorciare le distanze la formazione del Torregrotta quando c'è un calcio di punizione. Il pallone viene toccato da Maisano e la rete che vale l'1-2 accorcia le distanze. La formazione di Mister Borelli, l'ultimo tocco a eludere l'intervento da parte di Gulisano e del difensore con la maglia numero 6. Adesso è 1-2 al Pietro Cangemi. I Bronx provano a spingere la formazione del Torregrotta quando però riparte l'Aci Sant'Antonio. Come sempre ci mette il fisico Battaglia che prova qui a passare, ne salta 2, ancora Battaglia a tu per tu con Ficarra. La deviazione del portiere del Torregrotta è provvidenziale per mettere il pallone in calcio d'angolo. In chiusura il Torregrotta ci riprova qui con Ballarò, il suo mancino velenoso non riesce a trovare però i pericoli nella porta di Gulisano. Arriva ancora un cambio per Mister Borelli con Mondo che entra sul terreno di gioco al posto di Arena. Ci prova con la forza della disperazione il Torregrotta. Qui la conclusione dalla distanza da parte di Ballarò, chiede un fallo di mano il Torregrotta non ravvisato dal direttore di gara Saccà. Finirà così al Pietro Cangemi, triplice fischio, l'Aci Sant'Antonio vince e arriva al primo posto in classifica. Il Torregrotta perde ed è sempre più giù nel girone C. Allora amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè che vi rimanda come sempre alla prossima.